Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, siamo ancora qui in compagnia del Gran Maestro Andrea Stella. Buongiorno a tutti. Oggi Esatto. faremo una lezione difficilissima perché sui finali, molti credono che i finali sono più facili perché ci sono meno pezzi. In realtà secondo me sono più difficili perché potrebbe essere proprio l'ultimo errore, no? Perché nel mediogioco poi l'avversario può sbagliare ancora, nel finale se noi sbagliamo perdiamo il punto o il mezzo punto. Certo. Quindi ci sono tanti finali, no? Per esempio, allora, sai quali sono i finali che capitano più spesso? Solitamente re pedone, poi quelli con le torri. No, quelli di torre sono i finali che capitano più Ah, spesso. ok, sì. Per fortuna che presto uscirà una pubblicazione su tali finali. Esatto. Poi ci sono i finali di pedoni che in realtà capitano meno spesso, soprattutto più il livello si alza. Perché? Perché più il livello si alza, più un giocatore sa che il finale è perso eventualmente, quindi Certo. non ci entra o abbandona prima. E parliamo di un finale che di solito è sottovalutato, che è un finale di alfiere, un finale di alfiere tecnico, fieri dello stesso colore. E carico adesso la posizione dove dovrai difenderti. Tu hai il nero e allora innanzitutto, vabbè, prima domanda, il nero gioca per vincere o per pareggiare? Direi per pareggiare. Ok, pedone bianco va donna da questa parte. Ok. Va bene, allora adesso tu pensa un pochino a come giocheresti con il nero e proponimi secondo te qual è il modo migliore per provare a reggere. Allora, secondo me devo evitare che in qualche modo lui riesca... ok, se fa questa io catturo subito il pedone. Sacrifichi l'alfiere, no? Esatto, devo evitare che lui riesca in qualche modo... Perché in un finale di torre pedone contro torre non esiste il sacrificio della torre sul pedone, perché poi dopo la torre è sufficiente. Per un finale di pezzi leggeri così sacrificare l'alfiere sul pedone può essere abbastanza. Sì. Quindi magari uno potrebbe chiedersi, quindi non devo nemmeno fare niente, no? Uno potrebbe dire, no? Basta che aspetto, passo all'infinito e poi sacrifico l'alfiere, no? Certo. Ok, cosa giocheresti tu? Tocca al nero, giusto? Si tocca al nero. Allora, tenendo conto che il pedone è sul bianco e il suo re se vuole fare dei progressi può andare massimo qui, non può andare sul nero, può andare qui. E stavo pensando che se va qui comunque fa una gran fatica a cercare un piano di questo tipo, no? Cioè non riesce a fare questa roba qui. Quindi mi verrebbe da dire che l'alfiere finché è qui sta abbastanza tranquillo, o a meno che lui non mi faccia una deviazione in qualche modo da qualche parte, ma penso che non è ancora il tempo perché io poi posso ritornare facilmente qui. E quindi, senza saper né leggere né scrivere, ti direi di avvicinarmi col re, tipo robe così. Ok, vuoi che proviamo lentamente a giocarlo e facciamo qualche mossa? Tu Sì. puoi muovere il re. Allora, quindi re di 7. Ok, pensiamo. Allora adesso, ok, se vado indietro non posso provare a vincere, posso provare a vincere solo andando avanti. Quindi proviamo a questo punto a giocare re G6. Ok. Cosa provi a fare adesso? Allora, onde evitare magari scacchi e robe varie, mi piacerebbe stare con questo re sempre su case bianche, magari così. Quindi qua giocheresti re e 8. Ok, a questo punto
provo a giocare alfiere F4. Ok. E io attendo con una mossa di questo tipo. Ok. A questo punto gioco alfiere H6. Ah. Ok. Ah, cazzarola. Potrebbe cambiare tutto. Attendo così. Alfiere G7. Ok. Adesso il pedone passa in avanti. È un problema adesso. È un vero problema. Per ora tieni ancora la casella di promozione. Sì, però... Ok. A questo punto giochiamo F7. Ok. Ok. Ok, a questo punto iniziamo a giocare. Proviamo a migliorare posizione. Ok. Quindi praticamente penso che tu voglia giocare questa roba qui. Che... Ok, se tu fai questa, io devo fare in modo di trovarmi qui. No, perché tu poi ti muovi, vai a promozione. Come ti faccio a impedire quella? Ah, forse qui. Forse vengo qui, vengo Con qui. cosa? Sto pensando col re, tu vieni... Però se metti il re in E7 vado a donna immediatamente. Ah, sì, è vero, è vero. Piccolo dettaglio. Ah, è vero, non posso avvicinarmi qui. Allora, tipo così. Così. Sì, penso. Boh. G8. Fiere F8. E ora come fai a parare la promozione se tiro fuori l'alfiere in quadro? Non posso pararla. È vero, non posso pararla e quindi devo fare... Forse non posso pararla e basta, perché se ti Poi vado a catturo donna. e vai a donna. Se rimango qui, mi catturi tu e poi vai a donna. Non c'è soluzione, vero? Forse alfiere G5 ha l'idea di provare ad andare in H6. Potrebbe Andai. essere di più. Ora tiro fuori l'alfiere. Gioco, non so, alfiere C5. Voglio andare a donna. Cosa giochi ora? E a questo punto il problema è che l'alfiere difende la casella di promozione in una diagonale Sì, dove non ha almeno 3 caselle libere, quindi sì. gioco alfiere e 3 deviazione. Bella. Funzionava Andrea, funzionava anche Re H7? La H7 perde l'ultimo pedone, Ah già, 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 già. perde la partita, alfiere 3 Già. invece vince, no? Sì, 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 sì. Dopo alfiere per F8, dopo alfiere per E3, F8 donna e poi si vince Bella, bella. con alfiere. Difficile, no? Questo finale. Molto Se non si difficile. fa nulla, prima o poi il bianco vince. Allora, l'ho fatto vedere, ho scelto questo finale perché secondo me può essere di interesse anche per molti utenti perché è un po' innaturale il metodo più facile di patta. Allora, già re di 7 è imprecisa. A questo punto l'errore decisivo è alfiere di 4, dopo alfiere H6 non c'è più nulla da fare, Sì, sì. perché ora ho 2 ostacoli, la casella F6 e F8, le case nere sono i miei ostacoli. Ok. Dopo alfiere G7 non puoi cambiare l'alfiere perché vinco e quindi sorpasso il primo ostacolo. Ecco qua, vinco perché il mio piano è cacciare l'alfiere
l'alfiere nero da questa diagonale, e se l'alfiere difensore difende la casella di promozione da una diagonale troppo corta, dove ha meno di 3 caselle, per esempio, può essere deviato, il nero perde, no? Certo. Quindi ormai per arrivare in F8 è una diagonale di difesa lunga, io ti caccio dalla diagonale lunga, ti metto sulla diagonale corta da cui ti posso deviare, no? Vincendo la partita in modo facile. Quindi, perché non hai caselle disponibili. Certo. Come pattare questo finale? Allora, innanzitutto, allora, se tu potessi avere il re su una casella stabile, facciamo finta che il re possa saltare ed andare direttamente in F7, la partita sarebbe patta, no? Sì. Che non ti posso scacciare da lì, peccato che il re non abbia le ali, no? E quindi non può andare subito in F7, quindi non hai una casa stabile. Allora, sai che in questi finali è stranissimo, però forse è una delle non l'ho mai visto da nessun'altra parte. La cosa migliore è che il re difensore attacca il pedone bianco da dietro. Il piano migliore è giocare re di 5 per andare in E4. Incredibile, no? Questo non so se sei d'accordo, che è totalmente innaturale. Certo. Questa è la regola generale in tutti i finali d'alfiere. Questo è il piano difensivo più semplice. Okay. Per quale ragione? Allora, proviamo a capire. Sembra che stai lasciando libera, no, la strada al pedone, no? Esatto. Però in realtà è una suddivisione di ruoli. Cioè tu stai cercando di usare sia il re sia l'alfiere, no? Per parare il pedone, ma non ce la fai. Non ce la fai perché il re deve sempre spostarsi, no? Se viene messo sotto scacco, e l'alfiere può provare a essere cambiato. Quindi se tu pensi, qual è il piano di vincere, di vittoria del bianco? È provare a cambiare l'alfiere del nero, no? Sì. Però provare a cambiarlo come? Per esempio, facciamo finta che il nero aspetta, no? Allora il piano è provare a cambiarlo e le uniche 2 caselle sono F6 o G7, no? Certo. Allora è facile vedere che è meglio G7, no? Perché se lo cambiamo da F6, non so se sei d'accordo che l'alfiere in F6 blocca lo stesso pedone del bianco, no? Quindi, non so, il bianco, l'alfiere può andare in E1 e serve ancora del lavoro, no? Per scacciare, per spingere questo pedone. E fortunatamente per il bianco può spingere il pedone giocando alfiere per esempio E5, no? E ora dopo alfiere H4 si può riproporre il cambio, ora stavolta il cambio è in G5, no? Cioè l'idea, alfiere E5 ancora, alfiere F6 ancora non aiuta perché è davanti al pedone, invece un'altra casella, no? Come G5, che è vicino al pedone ma non blocca l'avanzata del pedone, permette di cambiare l'alfiere e sorpassare il primo ostacolo. Non so se sei d'accordo, no? Bello, sì. Così come alfiere G7, no? Alfiere G7 vince. Quindi tu, se metti per esempio il re in E8, no? Non impedisci di giocare alfiere G7 al bianco. Tu hai bisogno di creare pressione sul pedone. Creare pressione sul pedone ed eventualmente, meglio ancora, essere in opposizione con re bianco da dietro. Perché? Perché se tu attacchi il pedone, per esempio, allora torniamo alla posizione iniziale, iniziamo subito con re di 5. Per esempio, ora, adesso il bianco continua con re G6, non so se sei d'accordo che ora questo piano di mettere, anche se il bianco ha varie mosse, il piano di mettere l'alfiere in G7 non esiste più, perché noi catturiamo in G7 e poi dopo prendiamo il pedone F5, no? Bello. Quindi al bianco non resta altro che il piano di mettere l'alfiere in F6, no? Quindi il bianco prova a mettere l'alfiere in F6. Cosa giochiamo a questo punto? A questo punto il piano più semplice per fare patta è mettere il nostro re in opposizione con re bianco da dietro. E ora questa posizione è patta perché stiamo pressando il pedone che se avanza viene catturato. Ora il bianco si è d'accordo che non ha il metodo vincente di mettere l'alfiere in G7, perché se mette l'alfiere in G7 noi catturiamo il pedone. Sì. Quindi come fa il re bianco a passare? L'unico piano è mettere l'alfiere in F6, no? Ma se il bianco mette l'alfiere in F6, l'alfiere sta bloccando il suo pedone, no?
E quindi noi mettiamo per esempio l'alfiere in E3 o in F2, Ok. pronti a, se il bianco cambia di diagonale, a difendere il pedone da un'altra diagonale. Ovviamente se il bianco gioca alfiere G5, alfiere 7 o alfiere D8, noi torniamo in D4, no? Certo. Se il bianco gioca alfiere, non so, C3, alfiere H4, difendendo il pedone, e a questo punto il bianco non ha nulla di meglio che provare. Prima, quando il re non era in G4, il bianco poteva provare a giocare alfiere di 2 G5, ora non ha nemmeno alfiere G5, no? Sì, sì. Perché il nostro re lo mantiene difeso. Secondo me è fantastica, no? Come idea. E una domanda qua, per esempio, facciamo finta che il bianco gioca alfiere C7, il nero gioca re F3 e il bianco gioca re F7, no? E noi, per esempio, passiamo per vedere dove vuole andare il suo re va in E6, noi continuiamo ad andare in G4 o andiamo in E4? Se bisogna rimanere in opposizione, in E4. Sì, in un'opposizione mai vista, perché non esiste in altri finali un'opposizione così. Sì, andiamo in E4. Se andassimo in G4 immediatamente c'è alfiere E5. Controlliamo F5, questa casella di cambio, ed è patta. Ancora una volta il bianco può provare alfiere F6, ma non succede nulla. Alfiere F2. Ora andiamo in una delle due diagonali libere, no? Certo. Quindi Andrea, per voler dare un riassunto a questa posizione, il fatto è che c'è il pedone in F, perché se il pedone magari fosse stato in E, questa cosa non era più fattibile, dico bene? No, qualunque pedone ci sia dobbiamo mettere il pedone, è una regola, questo è un esempio casuale, anche in altri finali la regola è mettere il re dietro, per esempio, prendiamo un altro finale, va bene? Sì. Possiamo prendere anche, non so, possiamo anche fare che sia il nero, no? Che ha il pedone in più e il bianco difende, no? Perché diciamo, in questo esempio c'era la diagonale corta che dava... Io ti ho fatto vedere questo esempio perché affinché valga un po' per tutti i finali. Okay. Allora, per esempio, prendiamo un finale... Prendiamo un finale... Ok, quindi... Aspetta un secondo. Devo andare qua. Sì, prendiamo, allora, un finale così, no? Allora, questo finale, secondo te, è meglio provare a portare il re da questa parte, in basso, o di qua? Allora, probabilmente si può provare a portare anche il re da questa parte, no? E provare a difendersi, no? Però il pedone avanza fino ai 2. E poi sì, bisogna scusa, difendere... deve andare in giù il pedone, ok. Sì, sì. Ci sono, ok. Il pedone deve andare in giù, no? Sì. Si può provare a difendersi anche mettendo il re, per esempio tornando indietro, però teoricamente se mettessimo il re qua in D5, ma soprattutto in opposizione, potrebbe essere più facile la patta, perché che per esempio su alfiere, cioè il pedone non può avanzare dai 4, su alfiere F2 cambiamo e catturiamo in E4. Se lui aspetta qua in questa posizione, per esempio, potremmo provare a giocare re E6 anche, no? Cosa ne pensi? Ok. E ora, per esempio, non so se lui aspetta ancora re F5 e qua non so se vedi che non ha alcun modo di rimuovere il nostro re, cioè se noi arriviamo qui, alfiere F2 non c'è mai, su alfiere D2, alfiere E3 noi cambiamo diagonale e ancora non ha modo di scacciare l'alfiere perché non ha il controllo di questa casella. Chiarissimo. Sì, magari in questo pedone, di solito è più facile difendersi con i pedoni centrali, quindi in questo finale magari si poteva difendersi diversamente, lasciare che il pedone arrivasse in E2, ma questo metodo di portare il re in F5 secondo me è più facile, no? E non è nemmeno così naturale, no? Se ci pensi. È uno dei pochi finali dove anziché
provare a occupare le caselle, È no? vero. Di promozione, si porta il re dietro al pedone, secondo me è fantastico. Sì, sì, secondo me se non studi una roba del genere non ti può venire in mente da sano di mente. Sì, perché per esempio anche una posizione, non so, prendiamo magari una posizione, che prendiamo ancora facciamo che ora si difende il nero, no? E siamo in un finale, non so, siamo in un finale anche interessante, anche con il pedone più avanzato, potrebbe essere interessante da vedere. Facciamo finta che vale anche se il pedone bianco è più avanzato, per dire. Siamo in una posizione... È incredibile come negli scacchi a Guarda, siamo in volte... una posizione così, tocca al nero. Dove metteresti il re? In C6 o in E6? Che magari, non so, in C6 sembra che abbia più mobilità, può andare in B7, no? In E6 sembra che il re bianco lo fronteggi, invece bisogna metterlo in E6, in opposizione da dietro con il re bianco, perché se andiamo in C6 siamo ancora in tempo a perdere. Per esempio lui ci gioca alfiere di 8, ora noi dobbiamo cambiare diagonale, no? E ora per esempio ci fa una manovra per intercettare di nuovo il nostro alfiere, non so se sei d'accordo, e qua perdiamo. Sì. Noi dobbiamo mettere il re in opposizione da dietro. Ora, per esempio su alfiere di 8 noi possiamo tranquillamente cambiare diagonale. Ci prepariamo, ovviamente non andiamo in G1 perché non possiamo cambiare diagonale poi, no? Poi perdiamo. Dobbiamo andare in E3, in F2, in D4. E dopo, non so, alfiere C7, giochiamo alfiere G5. E qua non so se sei d'accordo che non ha modo di sloggiarci, di fare sloggiare il nostro alfiere, perché non ha modo di togliercelo di mezzo, perché noi controlliamo E7 grazie al re. Quindi il bianco non ha nulla di meglio prima o poi che promuovere, noi catturiamo il pedone del patta. Può provare a tornare in D8, ma pazienza, cambieremo di nuovo diagonale. No? E una cosa, facciamo lo stesso finale, ma con re bianco che anziché in E8 in C8. Ora cosa giochiamo? Giochiamo re E6 o giochiamo re C6? Ancora una volta sembra che abbia più speranze di movimento qui, però bisogna andare... Re C6, no? Perché se vai in E6 non domini bene il bianco, quindi vai in D8 e anzi no, in questo caso visto che l'alfiere si difende su questa diagonale possiamo subito fargli cambiare la diagonale e cioè lo facciamo sloggiare subito, no? E qua non so se sei d'accordo che vinciamo, no? Perché l'alfiere va via e poi D8. Certo. E se gioca, anche se l'alfiere fosse, per esempio potremmo anche avere gli alfieri su una diagonale diversa, no? Così. Allora, qua ancora una volta se andiamo in E6 perdiamo, perché? Perché ci fa cambiare diagonale, anzi andiamo, non so, in D2. Alfiere H4, alfiere A5, poi ci taglia fuori, no? Quindi non abbiamo un buon conto. Possiamo provare ad andare in C6 ora, ma è troppo tardi. Invece noi mettiamo il re in C6 e questa è patta teorica, è la miglior difesa possibile. Ovviamente ci possono essere altre difese, non voglio dire che è l'unico metodo, no? E in questo caso non ci sono altre difese, ma in tutti questi finali, no? Se abbiamo un minuto, se dobbiamo muovere veloci, perché spesso ci arriviamo con pochi secondi, anche questo è il problema. Re in opposizione da 10, cioè l'opposizione che solo in questi finali esiste. E ora lui non ha modo di vincere, anche se ci fa cambiare diagonale, noi manteniamo la difesa e pendoliamo tra le due diagonali compatte. Certo. Cosa ne pensi? Spero che si possa applicare, no? Questo qualche partita. Ovviamente i due alfieri devono essere dello stesso colore. Sì, se gli alfieri sono di colori contrari, con solo un pedone patta molto più facile, perché non puoi farmi sloggiare da... Certo, sì, da un punto... Cioè, qua, per esempio, non so, se ho... Cioè, anche se il re è lontanissimo, no? Non puoi... Cioè, facciamo finta che il nero si difende, il re è lontanissimo, gli alfieri contrari
Certo, opera su due dimensioni parallele, no? Quindi certo, non c'è nessun modo per rimuovere il blocco su FS6, no? chiaro. Quindi gli alfieri contrari sarebbero ancora più facili, sì, questo parlava degli alfieri dello stesso colore che possono essere più insidiosi, ma interessante, no? Questa opposizione al contrario. Sì. C'è davvero in nessun altro finale. Bello, 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 bello. Speriamo che questa lezione tecnica sia piaciuta e torneremo magari se qualcuno vuole suggerire anche altri tipi di finali nei commenti, no? Molto volentieri, no? Tra i Certo, finali certo. di donne o finali di cavallo, alfiere contro cavallo, no? Mamma mia, E mamma mia. vedere qualche trucchetto, no? Può aiutare a salvare alcune partite. Ottimo, ottimo. Andrea, grazie ancora per il tuo tempo Grazie e a te. porti sempre Grazie a te. contributi validissimi alla nostra community e ci vediamo allora nel prossimo video. Ciao a Ci tutti! vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ciao ciao.